E c'è un po' di Bambi. Memo interno, ecco adesso. Ma è una roba incredibile, vabbè, i condomini hanno nascosto tutti. Ah sì, buongiorno Italia, siamo nella nuova puntata. No, volevo iniziare con un appunto. Mondavio, segnate Mondavio. Mondavio secondo me è un bel borgo da visitare. Comunque tu sei capitato nella puntata di Corinaldo, esatto, sì, non mi ricordavo il nome, ho preso tempo per quello, che brutta persona che sono. Allora, attentissimo ragazzo, il navigatore ti porta a fare una strada assurda che c'è anche il divieto camion, eccetera, quindi attento. Questo signore gentilissimo ci ha visti, che ovviamente siamo messi con le quattro frecce, ovviamente siamo mica scemi a fare quella stradina là, e ci sta accompagnando lui. Una cosa che stiamo notando dei marchigiani, che sono veramente molto gentili. È strano, sta roba non me l'aspettavo, c'era più una cosa da pugliesi, siciliani, hai capito? Invece siamo rimasti stupiti tutti quanti, si sono accorti veramente tutti di come sti marchigiani sono molto simpatici e gentili e cordiali, veramente. In sostanza Google Maps ti vuole far fare tipo una stradina strettissima e quasi verticale, tu in realtà no, devi fare la strada quella asfaltata con due corsie, quella normale, quindi se ti fa far quella fermati e vedi di rifare un attimo un altro percorso, poi lui ricalcola. Qua siamo a 4,5 km dall'arrivo, è lì che è successo sta roba qua, insomma. Saluto ai signori, molto gentili, che ci hanno accompagnato fino all'area camper. L'area camper ha la corrente, carico e scarico e tutto quanto, ovviamente è strapiena, chiaro, è gratuita. Vedi, Italia, i ragazzi hanno imparato bene, carico e scarico in area camper, poi se è pieno, perché stare lì incalcati, in mezzo ai coglioni nell'area camper? Vista satellite, ti trovi in altro parcheggio. Ok, questo discorso forse l'avevo spiegato nella puntata precedente. Ragazzo, ti volevo far vedere di giorno, non tanto quanto spetta neanche sono con i capelli da tagliare, ma il parcheggio tattico che ci ha trovato Marco qui a Corinaldo. Siamo a 750 metri dal centro. Dietro il mio camper c'è un rubinetto con due rubinetti, uno piccolo e uno grande. Se l'adattatore per quello grande funziona, quindi anche il carico. Vabbè, se no c'è l'area camper a 1 chilometro, per carità di Dio. È solo che mi dicono che Corinaldo è famosa e effettivamente, insomma, no, c'erano tanti stranieri, cioè, va benissimo che c'erano gli stranieri, non è che voglio dire assolutamente quello, però tantissimi stranieri io ho visto, metà stranieri, Marco, no? Non ho contato. Quindi col discorso probabilmente della Pasqua sono arrivati tantissimi stranieri e era tutto strapieno, cioè proprio strapieno. L'area camper ha 2 piani, cioè 2 piazzole tipo quelle di San Marino, strapieno. Oh Italia, ti ricordi il video che abbiamo girato a Lucignano, quel discorso che io facevo sulle interferenze paesaggistiche, sull'inquinamento artistico ed estetico? Sì, Dio caro, vedi, dammi ragione, cioè quanto cacchio rovina il panorama, guarda, sta cazzo di rete inutile, perché sono là a passare il far giro di qua, i bidoni qua dell'acqua, guarda, e botti là, cioè, vedi, questo lo ripetiamo anche qui, lo ricordiamo, testuali parole utilizzate nel discorso fatto nel borghetto, è non saper mantenere alta l'immagine, quindi remare contro alle tue potenzialità turistiche. Ed ecco Marco che fa lo youtubero di prima mattina sfregando le mani nel frumento. Era una battuta tecnica per pochi. Guarda che bei posti! No, per pochi nel senso che altri insemenili, per pochi nel senso che di nicchia. È bello di prima mattina, guarda. Queste passeggiate in mezzo agli ulivi, in mezzo a tutte queste colline un po' morbidose, no? Vedi? Io non lo so come iniziano o finiscono le puntate. In ogni caso, buongiorno Italia e benvenuti a Corinaldo. Anzi, no, fa buongiorno Italia e dopo benvenuti a Corinaldo. Benvenuti a Corinaldo, nelle Marche, in Furlan, Ciurinal, Dio boh! Guarda, se te vuoi sparare che invece di andare in farmacia, vedi, sta mal de gola, le ha preghiera a fare. Ed è dalla base delle mura che possiamo ammirare questi tipici merletti. Dove che sei qua? Corinaldo. Corinaldesi. Aspetta che Francesco ci fa il tutorial su come attraversare le strisce a Corinaldo. Così attraversi le strisce. Guarda quel che di spettacolare. È la Madonna. Olfo! Vescita? No, adesso lo fai altri. No, buona bestia no. Buona bestia, Olfo. Boh, via, musica. I gotta take a walk there. There's only one, and that's me. You understand? Before all that fighting, you understand? Sucker think he good, sucker think he can walk me.
my friend. Fermo, no, che scorresa. Fermi che il momento è catartico, nel senso che abbiamo dai, ma proprio adesso che era il momento catartico, che abbiamo cattato l'opinione reale di terzi, ok? Quindi non sempre racconto in prima persona del singolo, sull'impatto, no? Che ha avuto. I primi passi rispetto a Urbino, molto più bello per me. Per me. Per lui. Moi. Però lo conferma anche il Caldone. But now it abandons me. Every morning I wish I could Pampini, quando vedete questi cartelli in 3D, vedi, no? Che li puoi toccare e sentire, questi sono fatti apposta per i non vedenti, perché la gente non vedente, ossia quelli che una volta si chiamano i zecchi, toccando con la pelle la punta delle dita le lettere riescono a capire, immaginare che lettere sono, e quindi loro solo toccando riescono a leggere tutto quanto e anche addirittura a visualizzare la mappa per spiare gli altri, cioè ti metti dietro e gli fai cioè guarda, cioè uno sta leggendo, no? Per risparmiare schede del giornale, ti metti così e gli guardi il giornale a quello. Ah no, vedi, tu sempre arrivare a Marilena, è per sfruttare al meglio gli spazi, vedi tu, è una double fast. My friend, can't wait to see your face again. I'll be here for you, my friend. share my chain, share my cost, take my pain, take my loss. And if I could turn back the hands of time, we would be here together now in our minds. Forever in my thoughts, say your vision run till the end of time, until Guardate, perché il momento è molto catartico, nel senso che abbiamo cattato 3 volte, quindi 3 volte cattato un corno passivo. È vero? Che ti amplifica la musica, ma che te che musica fiapa hai messo? È vero? Che figata! E tiravento! Questo lo tolgo.